Signore e signori, sorelle e fratelli ruandesi, carissimi, a nome di tutta la comunità ruandese in Italia e indegnamente a nome di tutto il popolo ruandese, ringrazio di cuore tutti i presenti a questo incontro di vera e profonda umanità, un incontro di senso. Oggi sono esattamente 19 anni e 7 giorni da quel fatidico 7 aprile del 1994, quando si scatenò la follia omicida per dare inizio all'atroce esecuzione del progetto lungamente e minuziosamente preparato di massacrare, eliminare, cancellare e strippare definitivamente dal suolo ruandese tutti i Batutsi, dal neonato al centenario, dal sano all'infermo. In soli 100 giorni furono trucidati più di 1 milione di persone, di Batutsi, solo perché appartenenti a quel gruppo etnico. È vero che furono ammazzati anche alcuni Bahutu detti moderati, appunto perché non aderenti alla pianificata esecuzione fratricida, perché sospettati di rappresentare in qualche modo una benché minima chance di salvezza per un Tutsi, magari un congiunto. 19 anni per la cronistoria, ma in verità è come se fosse successo ieri sera, perché lo sgomento, l'angoscia, l'incubo, la rabbia hanno stabilito dimora nella mente e nell'animo di ogni sopravvissuto. Oggi, tuttavia, non intendiamo narrare il dettaglio di quella tragedia, ma lo faremo in spazi e momenti dedicati e ciascuno di voi sarà invitato a tale riflessione condivisa. Siamo qua sostanzialmente per 3 ragioni. La prima, siamo qui per rendere un tributo alla memoria di tutti i nostri morti, per rinsaldare il vincolo di amore e di sangue, onorare come comunità e pubblicamente il loro sacrificio. In secondo luogo, siamo qui oggi per ribadire solennemente e fortemente la nostra condanna contro tutti i tentativi, anzi tutti i progetti, alcuni palesi, altri subdoli, di negare il genocidio dei Batutsi del Ruanda. È risaputo che i genocidari ed i loro alleati di ieri e di oggi non solo non sono pentiti, ma continuano a cercare di organizzarsi per riprendere il lavoro, così lo chiamano, dove è stato interrotto dalla resistenza risoluta e tenace da parte sana del popolo ruandese. Intanto gli stessi genocidari e gli stessi loro alleati si danno da fare giorno e notte per condurre l'opinione pubblica mondiale a minimizzare i fatti del 94 e quindi progressivamente a negare il genocidio ed infine ad approdare all'oblio totale. Vorrei qui ricordare en passant che il 1994 è figlio del 1959, quando
Il primo tentativo di genocidio fallì perché meno ben preparato nei dettagli operativi e con meno apporti esterni. Siamo qui oggi per rinnovare e proclamare la nostra totale obbedienza all'imperativo categorico di lottare contro ogni disegno divisionista e negazionista. Infine, siamo oggi qua a Limbiate, gli anni precedenti eravamo altrove e gli anni che seguiranno saremo in altri luoghi, per palesare l'unione con gli altri ruandesi all'interno della nazione come in tutta la nostra diaspora nel mondo, nell'onorare la memoria dei morti, non con il sentimentalismo generico, vuoto ed inconcludente, ma con l'impegno di continuare a costruire insieme un Ruanda liberato dall'odio, dall'impunità, dal divisionismo. Un Ruanda reso libero dalla ricerca permanente della verità, della democraticità di ogni ruandese in ogni suo agire, privato e pubblico. Onorare la memoria dei nostri martiri, che è nostro dovere, nostra fierezza, nostro impegno di vita, significa costruire giorno dopo giorno, tutti insieme, un futuro nel quale non solo un genocidio, ma anche altre barbarie minori non possano più accadere. Se salviamo la storia presente del nostro ben amato paese, allora la storia ci salverà. Vi ringrazio nuovamente e sentitamente, amici, fratelli italiani, al di là e al di sopra di certe incombenze protocolari, per la vostra rinnovata e oggi pubblicamente espressa scelta di affiancare il Ruanda e il suo popolo a diventare una sorta di pietra angolare nella costruzione della civiltà dell'universale, come l'hanno voluto chiamare il teologo europeo Teilhard de Chardin e il poeta africano Sédar Senghor, la civiltà dell'universale. Grazie.